sono Arturo il porcellino. Sono grasso e un po' carino. Non guardate il piselino, ma ammirate il mio codino. Sono solo un poverino che si trova in sto casino. Ad uscirne io tenterò, altrimenti oibò, oibò, oibò. Con calma raccontare a tutti voi come sono andate veramente le cose. Ma signor giudice, non avrei mai pensato che era tanta confusione che a volte che porta a casa il mascetto. E mastearo mi ha detto, Vicchiola, è furbo. E che ciucciare i titi davanti della roia, e che mangia per primo e mangiarà sempre tanto, e diventerà un gran porseo. Mi lo vuoi ciapare, lo vuoi portare a casa, e lo vuoi affidare alle cure della menica. A sapevo che se sta in buone manca, e lo vuoi anche sposare. Sposare? Sì, sì. Ma questo lo sa in legge, signor Bottolo, che se fuori su in chiesa, ma no, reverendo, quando chi masci ruba massa per terra, se che mette una vera nastiona, sì, una nastiona de ferro qua in naso, così quando chi scava, i sente mai e i fa de manco. un po' che c'ha questo signor Bottolo, vogliamo finalmente sapere tutto quello che ha fatto da mangiare quella sera. E se non mi conta partire parsino tutto quello che non mi ha fatto da mangiare, di quando mi muovo va, mi raccomando, niente bugie. Mi riferisco soprattutto alle femmine, perché se no in confessionale non vi sarà posto per la misericordia, ma solo per la vendetta divina. Va bene, io avevo appunto. Finché donne le pareggiava a tuo intentineo, avevo fatto saiare un po' di sanguita saltare sulla saglia e asciugare, ma così tanto per pareggiare il stomaco, anche perché il figaco radiseo lo aveva mangiare la mattina, qui che aveva provare per il maschio, e i sossi si riesce a fondi solo per il giorno dopo. Ma scusa signor Bottolo, i sossi colorati? Sì? I pesanti no, i sossi colorati. È il risotto quella pasta di saiado, anche perché il triparo non gli era ancora cotto e avevo pensato di tagliarlo per venere quando che sarebbe venuto Susia de me mogliere a catarme, cioè non aveva mai, ma se vede mai, potrissimo comprare il maschio anche di luglio, ma è il risotto col triparo, bisogna che lo saia, e la senti l'odore 50 km di distanza. Reverendo, le femmine le più peccaminose di Satana. Mangiare de Venere il triparo. In panza furbarum, triparum il saladorum. Gli uomini invece mi fa mai peccato, perché de Venere in magna cucche che pareggia in femmine, lui se boni de farghene. E in quanto a un reverendo che è un uomo ma coi cotore, Venere passa il gamagna il collo dell'arna avanzata il giorno prima e la perpetua me racconta che quando che se ga ricordate ieri era Venere e ga dito che l'uno gli aveva fatto peccato perché il coio si aveva così da freschin che somigliava a pesce. Avanti, continui. dopo abbiamo mangiato quello che tutti aspettava, gli ossi di maschio. Mai piace male. La menica, la capisco ufficiale per i buoi a cagliera grande, esada e 2 del pomeriggio. Poi, dica, sgiossarà e servizio do bassine. La cucina i piedi, la sparagagna, la cua, e le maree, e parfum mezza testa. Il farmacista che mangiava il groppone dell'occhio e diceva che era il meglio boccon e che faceva bene anche per luce. Il farmacista che mi conta sempre di avere stomaco così delicato da trovare pesante e partire con la comunione. I gamagna sciolti e peperoni, cren sotto asinto. Se ga sgarbai a bocca con i germugli fatti imbiancare staia. E dopo i gadito, aspetta, la scianta, corrosto. Comandemos il boccon dell'arna muta fatta pippare in forno quei patate. A me se resta solo le sate. Ma quello signor giudice che mi ha fatto tanta impressione non si sta neanche. È il vesolo di quinto nuovo che mi ha quasi sugato. Ma piuttosto il fatto che il segretario comunale, quando che beveva il vinco a scudera, e sarava gli occhi. E c'era così concentrato, ma così concentrato, che mi somigliava tutto quanto al nostro parroco, quando che fai stessi sesti a messa la mattina, con che il caice vecchio e anche per fare un buttiglione, ma
Permesso, buongiorno. Buongiorno Mario. Eccolo qua. Anche stavo, è già ora del maschio. Purtroppo Come? Sempre in gamba, beh, gente, fuori, c'è un freddo, neanche che manopri del figlio del coniglio senza bosca d'arme le mani, vedendo il bicicletta. Bestia che freddo le mani stanno. E altro nulla non si fa in una come una ciota. Ma adesso, Parona, comparo dei lotti, mi arrangio lì. Anche faccio saiare di nuovo. Ecco. Erina, simpatore di... Sempre bevuto bene qua. Anche a me voglio bere, anche a me. Sempre bevuto un buon uomo. Porto, dove sei un po'? Ma è già qua adesso, il gadai si andai stai a dare un occhio ai bestie. La Luciana che dà fresca che qua il sole maglia le ore. Io buono. Quando che gli uomini serve mi dice mai, foto! Guarda una cosa che sei. Mario, buongiorno Parò, come siamo messi? Vabbè, non noi altri, aspettare un po' per distagliare il maschio. Vabbè, beviamo un gotto e tacchemo, Vabbè, Mario. Per caso io la vai buei. No, ciò, la responsabilità è sua, mica pare c'ha la bassina grande, il rosmarino, l'oraro, l'azedo, l'acqua calda. Ma le luche che da lavarli. E nonno diceva sempre che un bravo massoin si riconosce da come che lava i buoi. Sì, vero. Va bene, tacchemo. Oh, mi raccomando, non voglio vedere in giro donne che c'ha quella puttana che piange o gente che fa osservazioni. Va bene, Mario. Va su il maschio, corto, una roba seria. Va bene, Mario. Almeno un'altra volta tacchemo. Va bene, Mario. Ma quale così? Madonna, mi raccomando, prudenza. Sono i miei costini, del palo per sacrestano. Siamo polvere e torneremo polvere. Non lasceremo traccia del nostro passaggio su questa terra. Siamo come piuma trasportata dal vento e un giorno voleremo in alto, lassù, in cielo. Lui si parroco e fa eccessione e gasto da e confessionario, tre carreghe in banco, più che la traccia sarà un solco e a perpetuo a dire sempre che quando morirà, per quanto buono che sia, gli angeli noi che farà. Sa che bocca d'artiglio per dove donne messe questa mal di vita sempre più cruento, un angito lì. Piuttosto decime se non notoni vero quello che caccia da l'ocio. Quello che abbiamo visto tanto giù ultimamente, tanto fiapo e tanto depresso poveretto. Ben coraggio preghiamo per la sua anima e recitiamo un pochettino il terzetto per un nonno. Amen. Adesso che è morto, a posso anche dirvi ormai, non è più segreti da mantenere. Gli unici due grossi peccati mortali che confessava era che ciucciava sempre il vino del Vesuvio nuovo facendo che un busetto col triveino e sanando dopo con un bacchettino di legno. Tanto diceva, casa mia dice così Bauchi, che mai gli si accorderà di chi che ciuccia vino. E il secondo grosso peccato mortale era che tutte le mattine, quando che a Fornara portava il pane in bicicletta, cacava di chi pisegoti i suoi guiati e diventava rossa come un pevarone poratosa. Normalmente gli era proprio tanto fiapo e tanto depresso per un nonno. Non voleva né ciucciare né pisegare. Maria Santa Maria che morte, che morte. Ho fatto su un maschio. Basta, ti spiegano tutto, ma basta.
Intanto come che vedino, Tony è più vivo che mai. Ma com'è? Ma ho capito a dare delle spiegazioni, vero signor Bortolo? Non si scherza mica così con la morte. E neanche coi masti, caro Bortolo. E neanche con gli occhi. La colpa le sta solo. Mi si sbrisciale però è morto in casa e io per la unsa che ha fatto una confusione. È un bel genere, non si più capitato in casa. No, la colpa non è del Luigi. Un uso così sensibile, così pulito, così sincero. Beh, per via di sincero mica varia qualcosa da dire. A scomissiare dalla storia del Nosearo, vero Bronza? Ma papà non si chiama Bronza, ma Luigi. Vabbè, Luigi, io, Bronza, Fogara, ma chiamiamo che come che voi. Comunque con lui tutti facciamo dopo. Piuttosto tutti voi altri vedevo delle scuse, come deve. Vedevo delle scuse perché la colpa la sta solo mia. Mi resta l'idea che tenia tutto sconto stano quando cagarissimo Coppa il Maschio. Cioè, dopo che figurasse che mi era toccato fare l'anno scorso, con che fatidica cena, tutti l'idea di me e fin dei conti. Avevo solo invitato degli amici a mangiare. Vabbè che mega mangiare so maschio, ma la mia è la colpa, no? Comunque, se non Tony, quando ha aiutato di portare la stanga di serati su in denaro, senza passare per la cucina, ma passando per la caneva, e il mega dice ascoltare, Ma mia, voi avete dire appunto a maiale. dicevo che se il mega avesse ascoltato adesso nessuno sapeva niente. Ma ora mi sarebbe ancora morto, Ecco, gentile pubblico, la storia che volevamo contarvi è finita. Abbiamo processato, copato e fatto su un mastro, smissiando fatti veri con altri fantastici, come si faceva di solito nelle storie di una volta, di sti anni. Ma se per caso qualcosa non vi capiasse o non lo vi capio bene, non stai preoccuparvi, che il mastro lo copriamo anche a quello che viene.